Lunedì 30 settembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi. Le notizie delle ultime ore: Catania svolta in tempi record, ci sono 2 fermi per la rissa tra famiglie culminata con il ferimento di una 26enne a cui è stato dato fuoco per strada. 2 donne sono accusate di tentato omicidio, la spedizione punitiva nata per un fidanzatino conteso fra 2 adolescenti giovanissime. Sono 2 le donne ritenute responsabili dell'aggressione della 26enne ustionata in via Capuana al culmine di una rissa tra 2 famiglie. È l'esito delle indagini condotte dalla squadra mobile del capoluogo etneo che ha fermato le 2 catanesi con l'accusa di tentato omicidio. Non sono state delle indagini facili, come non sono mai delle indagini facili in determinati contesti, ma grazie alle altissime qualità professionali dei nostri investigatori siamo riusciti ad arrivare a capo a questa vicenda. Queste vicende così tristi sono il risultato di una educazione assolutamente insufficiente che questi ragazzi ricevono sin dalla più tenera età, ma è prima che si deve intervenire. Al centro dell'aggressione avvenuta giovedì pomeriggio c'è proprio una lite nata tra 2 dodicenni che si contendevano un fidanzatino. Una lite salita di tono con insulti tra le 2 minorenni che sono cresciuti di livello fino a diventare delle vere e proprie minacce. Poi la volontà di un confronto non solo telefonico che è degenerato in una vera e propria faida tra le famiglie, entrambe vicine agli ambienti criminali di Catania. All'appuntamento chiarificatore sotto casa di una delle minorenni, una delle 2 donne fermate ha gettato della benzina addosso alla 26enne che per caso si trovava dai parenti e che forse aveva tentato di smorzare i toni. La giovane ha riportato ustioni sul 20% del corpo, in particolare al volto, al collo, alle braccia e al torace. Nel tentativo di soccorrere la vittima, una familiare si è ustionata ad un braccio. La vittima è ancora ricoverata all'ospedale Cannizzaro in terapia intensiva. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri responsabili. Restiamo a Catania per mostrarvi le imbarazzanti condizioni della provinciale 53. La strada, che costeggia l'aeroporto, trasformata in una pattumiera a cielo aperto con scarti edili, mobili, divani, Eternit in bella mostra. Lo avevamo denunciato a giugno ed avevamo girato la segnalazione al sindaco Trantino, ospite studio, mostrando le condizioni di degrado ai margini della SP53, in questo caso di pertinenza della città metropolitana di Catania. Cambiano gli enti, non la sostanza, con la via San Giuseppe l'Arena ridotta ad una pattumiera a cielo aperto. Da queste parti, senza controlli e senza illuminazione, fermarsi e scaricare rifiuti è un gioco da ragazzi, tanto nessuno mai verrà sanzionato. Così, oltre agli immancabili sacchetti della spazzatura, in questo lembo di strada a ridosso dell'aeroporto si trovano scarti edili, pneumatici, poltrone, divani di varie colorazioni ed Eternit che disperde nell'aria le temute fibre d'amianto altamente cancerogene. Sono tanti i messaggi arrivati alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005, immagini mortificanti per disperate richieste di intervento che ci hanno indotto a tornare per sollecitare un'azione concreta degli organi competenti. Per dovere di cronaca, nei mesi scorsi è stata effettuata una maxi operazione di bonifica, resa vana però dai soliti incivili che in pochi giorni hanno riversato altre tonnellate di rifiuti. I cartelli suonano come una beffa perché le telecamere di fatto non ci sono e il buio è fedele alleato di zozzoni e svuotacantine che arrivano, scaricano e se ne vanno. E la mancanza di illuminazione rappresenta un serio pericolo agli incroci, come denunciano da mesi i nostri telespettatori. Cioè, ditemi voi se qui si capisce che c'è un incrocio. Pazzesco. Intervenire è d'obbligo prima che ci scappi il morto. 31 piccoli pazienti africani sono stati operati dai cardiochirurghi del San Vincenzo di Taormina. Si è conclusa così la missione sanitaria nello Zambia, che rinsalda la solidarietà dell'ospedale di Taormina appunto con i bambini africani. Vediamo.
Si è conclusa la missione del cuore, simbolo di amicizia e solidarietà tra l'Italia e lo Zambia. Nel centro il National Heart Center di Lusaka. 31 piccoli pazienti sono stati operati dai chirurghi del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. I bambini hanno superato un intervento di cardiochirurgia pediatrica per una cardiopatia congenita complessa. 14 di questi hanno ricevuto per la prima volta nel paese un intervento correttivo con una procedura di cardiologia interventistica. Questo risultato dopo di anni di lavoro e cooperazione con i medici zambiani e il volontariato del personale sanitario di diverse strutture ospedaliere italiane. Solo alcuni bambini si trovano ancora in ospedale, ma verranno dimessi nei prossimi giorni. E adesso siamo al calcio, risveglio rosso-azzurro, il Catania torna alla vittoria e piega la capolista Monopoli al Massimino, gol decisivi di Lunetta. Il gol di Lunetta e le parate di Adamonis. In tribuna si rivede Rospelligra. Le probabilità di vittorie non erano tantissime, anche perché gli imprevisti erano molti. Ma il Catania trova l'acuto giusto, batte il Monopoli e resta in alta quota. La sofferta vittoria al Massimino contro la capolista arriva dopo un primo tempo equilibrato in cui i rossazzurri sbattono sulla difesa biancoverde e a conclusione di una ripresa emozionante con il risultato in bilico fino al triplice fischio. Toscano sceglie Carpani mediana e Anastasio in difesa, in attacco Montalto prima punta, Luperini ed Andrea alle sue spalle. In tribuna è il patron Pelligra sugli spalti, con lui 17.751 spettatori. Apre le danze il Catania che al 14° si presenta dalle parti di Vitale che neutralizza una conclusione di Carpani. Il Monopoli, miglior difesa del campionato, chiude tutti gli spazi e allora i padroni di casa ci provano dalla distanza, ma Carpani e Anastasi non impensieriscono l'estremo difensore pugliese. Nella ripresa la partita cambia volto ed è per merito del Catania. Il pressing alto consente a Castellini di recuperare il pallone. Il difensore serve Di Gennaro che premia l'inserimento di Lunetta per la rete che vale l'1-0. Il popolo rossazzurro può esultare. Il Monopoli reagisce da grande squadra dimostrando di avere qualità non solo difensive. Colombo inserisce Bruschi, assai pericoloso. Toscano fa entrare Quaini per Carpani e Inglese per Montalto. Ospiti vicino al pari al 75°, ma Adamonis si oppone al colpo di testa botta sicura di Yeboah. Sul corner del Monopoli, contropiede del Catania, Stoppa serve Castellini che crossa, sulla ribattuta della difesa va al tiro lo stesso Stoppa, Vitale respinge e Luperini spedisce alto. Le emozioni si susseguono con il Catania che agisce di rimessa sfiorando anche la rete del raddoppio. Finale al Cardiopalma, Bruschi fa tremare la traversa ai quasi 18.000 sulle tribune, al resto ci pensa Adamonis, uno dei migliori se non il migliore in campo. Il fortino rossazzurro regge e il Catania può brindare alla vittoria che vale per il morale e soprattutto per la classifica. E adesso la parola a Emanuela Corsi per la rassegna stampa dei quotidiani siciliani. A te Emanuela. Sì Michele, partiamo proprio da questa notizia, la vediamo sulla Sicilia, ecco qui la fotonotizia di oggi in prima pagina, Lunetta rossazzurra, il Catania ritorna al successo battendo l'1-0, il Monopoli ora è a un punto dalla vetta, classifica che potrebbe cambiare con la partita, con il posticipo di oggi, Picerno-Messina, perché se il Picerno dovesse vincere salirebbe appunto in vetta alla classifica. Vediamo le altre notizie e allora in primo piano c'è intanto la cronaca, Giusy bruciata in strada, ci sono 2 donne fermate per tentato omicidio e sempre per la cronaca migranti, 11 anni dal naufragio quando morirono più di 300 persone nel Mar Mediterraneo, memoria e accoglienza, la strage di Lampedusa onorata dagli studenti. Ancora il G7, Siracusa, dopo il G7, rispettare i patti. Agricoltura, parlano le associazioni di categoria che chiedono non abbandonate le imprese siciliane. E poi c'è sempre l'emergenza idrica nella nostra regione, la crisi che colpisce soprattutto il Nisseno, guerra alla sete, sindaci in campo per cercare pozzi, ma i tempi sono lunghi.
Altre notizie, vediamo per quanto riguarda il nostro paese, l'Italia, strage di Marzabotto, la Germania si scusa, Mattarella, mai più onda nera in Austria, poi vedremo meglio cosa è accaduto in Austria per quanto riguarda le elezioni. Ancora il Medio Oriente in fiamme, i raid israeliani che agitano il mondo, in Italia il rischio di caccia all'ebreo. E poi ci sono anche le presidenziali statunitensi, Trump, Kamala disabile mentale, queste sono state le parole nei confronti di Trump, nei confronti appunto della sua competitor alle prossime presidenziali, i clandestini sono dei mostri, ecco queste le ultime frasi di Trump. Vediamo altre notizie, il teatro è in lutto, è morto Glauco Mauri, una vita trascorsa sul palcoscenico, aveva 94 anni, e poi a Gela dopo 34 anni è stata recuperata la seconda nave greca che torna alla luce. Vedremo meglio tra poco queste notizie che riguardano la Sicilia. Andiamo a vedere ancora qualche notizia, infrazioni e abusivi a Catania, altro giro di vite durante il fine settimana, e poi a Taormina il CCPM, il centro di cardiochirurgia pediatrica, 31 bambini sono stati operati nello Zambia. Andiamo a vedere in primo piano appunto cosa resta a Siracusa dopo che si sono spenti i fari del G7. C'è l'allarme, l'appello soprattutto del comparto agricolo che dice: ora non dovete però abbandonarci. Le associazioni chiedono sostegno alle imprese, l'idea di un Expo biennale in città. E poi la crisi idrica che ha messo in ginocchio tanti comuni della nostra isola, a parte la guerra alla sete, i sindaci ancora in campo per cercare i pozzi a Serra di Falco. 2 fonti di approvvigionamento, ma servono però 3 mesi per effettuare i lavori. Siamo nella provincia di Caltanissetta. Per la cronaca, Giusy bruciata in strada a Catania. Ci sono 2 fermi, sono 2 donne che adesso dovranno rispondere dell'accusa di tentato omicidio, svolta in tempi record. La faida familiare era iniziata a gennaio, quindi da molti mesi, per questo amore conteso tra ragazzine che poi è diventata si è allargato, si è esteso anche alle rispettive famiglie fino a questo epilogo. Da oggi al 3 ottobre Lampedusa, giornata della memoria. Restiamo in questa pagina a 11 anni dal naufragio, con 368 migranti. Prenderanno il via oggi gli eventi dell'11ª giornata della memoria e dell'accoglienza. I protagonisti, come da tradizione, saranno non soltanto gli studenti europei che già da ieri affollano la maggiore delle isole Pelagie, ma anche e soprattutto i sopravvissuti ai naufragi, i familiari delle vittime e le ONG per ricordare questo tragico evento appunto accaduto 11 anni fa. Un recupero atteso da 34 anni. Siamo a Gela, riemerge il secondo relitto greco appunto della città, sottratti al mare i primi legni dell'imbarcazione che è datata al V secolo a.C., che sembrerebbe lunga 11 metri. Le operazioni continuano e qui vediamo appunto un sub che cerca di recuperare questi reperti in fondo al mare. Andiamo adesso alla pagina di Catania, la prima pagina della provincia di Catania, ancora la Fiera dei Morti in primo piano, spunta la solita ditta. Arrivata una sola offerta al bando per l'affidamento dell'organizzazione dell'edizione 2024 della tradizionale appunto Fiera dei Morti catanese. La procedura non è ancora chiusa, ma il Comune conferma che abbia partecipato solo l'SC SRL, appunto sempre e solo questa ditta. Vediamo altre notizie. A Maletto, mobilitazione generale, siamo in provincia, quindi per ripulire Bambinopoli imbrattata con l'olio e garantire lo spettacolo. Ma poi vediamo soprattutto questa notizia, l'ultimo caldo per gli amanti del mare. Weekend con temperature praticamente estive, le spiagge erano affollate a Mascali e a Riposto, nei lidi ancora aperti, viabilità rallentata.
Lasciamo la Sicilia, adesso andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, la prima pagina di oggi. E l'apertura è questa: un'unica autorità per lo stretto. Torna a riunirsi il tavolo tecnico per la sicurezza della navigazione e si lavora al quadro normativo per l'area integrata, anche in vista poi della costruzione del ponte. Prorogati gli orari delle corse Liberty Lines, sarà potenziato il sistema VTS. E poi sempre nel taglio centrale vediamo questa fotonotizia con i genitori di Nicholas Green, il bambino che era morto mentre si trovavano in vacanza in Calabria, e poi i genitori 30 anni fa diedero il consenso per donare gli organi del bambino. Ecco, i genitori di nuovo a Messina, a 30 anni dalla morte del figlio, sono i precursori della donazione degli organi. Loro si chiamano Reginald e Margaret, genitori del bambino americano diventato simbolo nazionale per la promozione della cultura della donazione degli organi. Appunto, sono tornati nella città dello Stretto, dove loro figlio morì dopo un assalto armato in Calabria. Sono stati ospiti di un convegno internazionale e una serie di manifestazioni che hanno visto a Messina medici che sono arrivati da tutto il mondo. Restiamo nel messinese, a Taormina, braccio di ferro Lopresti De Luca. Lopresti è l'ex comandante della polizia locale destituito dal sindaco, raccolta fondi per l'ex comandante per sostenere appunto le spese legali. È scattata una campagna di solidarietà in tutta Italia. E poi a Patti, ospedale di comunità e residenza sanitaria, avanti con il cantiere. La città di Patti entro il 31 gennaio 2026 sarà dotata di un ospedale di comunità e di una nuova RSA. Anche qui vediamo Israele che colpisce lo Yemen, truppe in Libano, gli Houthi rispondono ai raid con un super drone che è stato però intercettato. Offensiva terrestre di Tel Aviv, scrive la Gazzetta del Sud. Intanto il corpo di Nasrallah è stato ritrovato intatto e ora chiaramente si cerca il nuovo leader di Hezbollah dopo la morte del loro numero 1 durante un raid aereo. Andiamo a vedere anche il giornale di Sicilia di oggi. Vediamo in primo piano ancora il tema dei rifiuti e dei termovalorizzatori. Rifiuti più potere a Schifani. Il centrodestra rispetta l'impegno e approva al Senato l'emendamento. Il governatore annuncia un'accelerata ulteriore per i 2 termovalorizzatori che dovranno nascere a Palermo e a Catania. Sono una soluzione dell'emergenza. Il primo passo è il via libera al piano regionale entro ottobre, poi la gara di progettazione in primavera. Gli ambientalisti però preparano un ricorso. Anche qui il tema dell'acqua, acqua col contagocce. Non solo Caltanissetta, anche Agrigento torna in piazza. Annunciato sit-in di associazioni e comitati, e poi appunto anche qui vengono richiamate le proteste di Caltanissetta. A Catania la cronaca, ragazza ustionata, 2 donne arrestate per l'aggressione con l'acido dovuta a una lite per gelosia. E poi a Palermo controlli interforze, una raffica di multe, pattuglie alla Vucciria durante il fine settimana in piazza Sant'Anna, elogi dei residenti che hanno apprezzato quindi questi controlli ulteriori che sono stati programmati. Lo sport, a centropagina vediamo non solo il calcio ma anche l'equitazione Coppa degli Assi in 5.000 al Parco della Favorita, folla per l'edizione numero 39 appunto della manifestazione che è tornata a Palermo. Gianluca Quondam Gregorio, cavaliere catanese della nazionale italiana, ha iscritto il proprio nome nell'albo d'oro del Grand Prix, quindi è appunto un catanese il vincitore della Coppa degli Assi.
E poi la Serie B con il Sud Tirol, il Palermo cerca oggi la riscossa, Dionisi si affida ai big, c'è anche la Serie A con il Napoli che batte il Monza e vola a in testa e poi in Serie C il Trapani che cala il poker con la Turris. Vediamo ancora qualche notizia in prima pagina, anche qui l'addio a Glauco Mauri, 70 anni sulla scena, era nato nel 1930, e poi il regista Martin Scorsese che gira a Ustica tra storia e antichi naufragi. Io mi fermo qui con la rassegna siciliana, torniamo tra poco. Tra poco quella nazionale, intanto adesso un'occhiata in diretta al traffico con l'ispettore Filippo La Rosa che è collegato con noi da Sant'Agata di Militello. Buongiorno ispettore, a lei la parola. Buongiorno dalla Polizia Stradale del compartimento Sicilia Orientale. Iniziamo col segnalare due situazioni di criticità che riguardano la viabilità, in particolare quella sulla 18, carreggiata Catania-Messina, ove si segnalano rallentamenti e code tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo a causa di un incidente stradale comunque in via di risoluzione. Analoga segnalazione di rallentamento e code tra gli svincoli di Gravina e San Giovanni Galermo sulla tangenziale di Catania in direzione sud. Anche qui a causa di un incidente stradale tra un'auto e una moto, i rilevi sono in corso e in via di risoluzione. Sulla stessa tangenziale si segnalano code e rallentamenti tra Paese Tennei e San Giorgio in direzione sud a causa di lavori in prossimità dello svincolo di San Giorgio. Importantissima novità dalla data odierna relativa alla viabilità sull'autostrada A20, ove permane la chiusura della galleria Calavà sulla carreggiata Messina-Palermo, interessata da importanti lavori di manutenzione straordinaria. La circolazione a doppio senso permane sulla carreggiata opposto, ma con delle fasce orarie che dalla data odierna consentiranno il transito secondo le seguenti modalità. Dalle ore 8:30 alle ore 13 di ogni giorno il tratto sarà percorribile in doppio senso di circolazione, quindi sulla carreggiata Palermo-Messina, esclusivamente dai veicoli aventi una massa complessiva inferiore a 35 quintali. Dalle ore 13 alle ore 22 invece l'autostrada sarà percorribile a senso unico di marcia, con direzione Messina-Palermo e uscita obbligatoria allo svincolo di Patti per tutti i veicoli. Dalle ore 22 alle ore 8:30 invece la stessa autostrada sarà percorribile, anche in questo caso a senso unico di marcia, ma nella direzione Palermo-Messina, con istituzione della uscita obbligatoria per tutti i veicoli allo svincolo di Brolo. Gli itinerari alternativi durante queste chiusure o comunque condizionamenti della circolazione saranno distinte per tipologie di veicoli. Nello specifico, i veicoli destinati al trasporto di cose anche superiori a 35 quintali, quindi riguardano pullman e caravan, potranno percorrere la strada statale 113 nel tratto compreso tra Brolo e Patti. Relativamente invece ai veicoli destinati al trasporto di merci pericolose o veicoli di trasporto merci superiore a 35 quintali dovranno necessariamente e obbligatoriamente percorrere l'itinerario alternativo rappresentato dall'autostrada A18 Messina-Catania e dall'autostrada A19 Catania-Messina. Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutte le ditte di autotrasporto, nonché dei conducenti professionali, ribadendo l'importanza di una scrupolosa osservanza di dette limitazioni, poiché le violazioni eventuali potrebbero comportare notevoli criticità sulla strada statale 113, ove il traffico subirebbe conseguentemente notevoli rallentamenti, se non addirittura dei blocchi. Si ricorda
che le eventuali violazioni comporterebbero, oltre alla contestazione delle violazioni alle norme del codice della strada, delle conseguenze che potrebbero avere rilevanza civilistica e penale in occasione di danni o lesioni a terzi. Ci spostiamo adesso sull'autostrada A19 Catania-Palermo, dove persiste la chiusura dello svincolo di Enna. Si consiglia svincolo di Enna naturalmente in direzione Palermo, si consiglia l'uscita allo svincolo di Molinello. Per la settimana che è appena iniziata, la sezione Polizia Stradale di Messina rende nota una campagna di rilevamento della velocità che interesserà le autostrade messinesi A18 e A20 con dei servizi di rilevamento a mezzo autovelox e telelaser al fine di contrastare il fenomeno degli eccessi di velocità, che è uno delle principali cause di incidenti stradali. Dalla Polizia Stradale del compartimento Sicilia Orientale è tutto, buona giornata e buona strada. Grazie all'ispettore Filippo La Rosa. Adesso rapidamente un'occhiata alla telecamera del traffico in diretta dal Tondo Gioieni di Catania. Ecco, vedete, c'è un traffico abbastanza intenso ma fluido, scorrevole. Questa è la situazione in questo momento. Catania, Tondo Gioieni. Adesso noi facciamo una breve pausa, poi con Emanuela Corsi torneremo ai giornali, rassegna stampa nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, eccoci alla rassegna stampa dei quotidiani nazionali con la nostra Emanuela Corsi. Sì, Michele, partiamo dal Corriere della Sera. C'è sempre la questione del Medio Oriente in primo piano, perché si allarga il fronte di guerra. Dopo Gaza, il Libano, adesso Israele colpisce anche lo Yemen. Nuovi raid, appunto, decine di aerei contro gli Houthi. Dopo il missile balistico diretto su Tel Aviv, le ipotesi di incursioni da terra in Libano. E poi gli Stati Uniti, sostegno ma no ad una guerra totale. Intanto è stato recuperato il cadavere del leader di Hezbollah, Nasrallah, che è stato ritrovato integro. Poi vediamo le altre notizie. Intanto Mattarella che ricorda l'eccidio di Marzabotto, ricordo e dolore. Assieme a lui anche il presidente della Repubblica Federale Tedesca Steinmeier, che chiedo perdono per questo eccidio, questa strage avvenuta 80 anni fa, quando ci furono circa 760 morti, vittime dei nazi fascisti. E poi in Austria cosa è accaduto? Vittoria dell'estrema destra. Ora il governo, i conservatori mai con loro, quindi vince il partito di estrema destra nelle elezioni austriache. Gli exit poll danno in testa appunto la formazione di estrema destra FPO, il partito guidato da Herbert Kickl. Sarebbe primo con il 29,1% dei voti, mentre i popolari del cancelliere Nehammer si assesterebbero al 26,2%. Andiamo a vedere intanto in primo piano cosa sta accadendo in Medio Oriente. Israele, raid contro gli Houthi. Ritrovato il corpo di Nasrallah, attacco ai ribelli yemeniti, nuovi colpi su Beirut, intatto il cadavere del leader che potrebbe essere morto per le esalazioni, soffocato nel bunker dove appunto si trovava. E qui vediamo il cratere dopo uno dei bombardamenti israeliani. E poi cosa potrebbe accadere adesso? Quali potrebbero essere i prossimi scenari? Amia Lasceta potrebbe essere lui quello che vendicherà appunto Hezbollah, e quindi Amia Lasceta è la letale unità 910, così il partito di Dio cercherà la vendetta. Lui è un terrorista, i miliziani hanno la necessità e la volontà adesso di rialzarsi. Andiamo a vedere appunto chi è Talal Amia, vicino ai 60 anni, è parte di Hezbollah dalla sua fondazione, grande esperto
di operazioni clandestine, è considerato responsabile di numerosi attacchi terroristici come quello all'ambasciata israeliana a Buenos Aires nel 92. Nel 2017 gli Stati Uniti hanno offerto 7 milioni di dollari per la sua cattura, quindi c'è una taglia su di lui, potrebbe essere proprio lui adesso a vendicare Hezbollah. Ma vediamo anche gli orrori del partito di Dio. Prima citavamo appunto l'attentato terroristico che è avvenuto nel 1992 a Buenos Aires, un camion imbottito di tritolo ha distrutto l'ambasciata israeliana, ci furono 30 morti e poi a febbraio del 2005 siamo a Beirut, anche qui un furgoncino esplode e ci sono 21 morti, ancora a Beirut nel 2005, ancora nel 2011 in Siria Hezbollah sostiene il regime di Assad contro le rivolte sunnite della primavera araba. Questa è un po' in sintesi la situazione. E poi vediamo risposta adesso dalla parte dell'Iran, risposta o de-escalation a Teheran e scontro tra le anime del regime. Anche i Pasdaran sono divisi su quella che deve essere la linea. Khamenei però non vuole la guerra. Khamenei sarebbe il leader supremo appunto iraniano. Andiamo a vedere la stampa, ecco qui in apertura Netanyahu, la sfida totale, l'offensiva su 4 fronti, Gaza, Libano, Siria e Yemen. Biden chiamerò il premier israeliano. Il presidente statunitense vuole evitare un conflitto su larga scala. Allarme sui casi di antisemitismo in Italia. E poi valzer nero per commentare quello che è stato il risultato elettorale appunto in Austria. In testa c'è l'ultradestra, Popolari secondi. Il Fatto Quotidiano, Israele spiana pure lo Yemen, le bombe su Beirut però sono degli Stati Uniti, attacchi alle basi Houthi, Biden parla di tregua però arma Bibi, scrive il Fatto oggi. Il Giorno, i raid israeliani contro Yemen e Siria, recuperato intatto il corpo di Nasrallah, morto soffocato nel bunker. E poi per la cronaca si torna a parlare sulla prima pagina della Nazione del killer di Viadana, il 17enne che ha ucciso questa donna di 42 anni. Lui è stato interrogato ma non ha versato neanche una lacrima, ci sono dubbi adesso sul telefono, sparito nel nulla. Il minore si trova in cella nel carcere Beccaria e avrebbe detto ho ucciso perché volevo capire cosa si provava appunto ad uccidere qualcuno. Poi Libero, vediamo piccoli Nasrallah d'Italia verso l'anniversario del 7 ottobre. Ricordiamo quando ci furono gli attentati da cui poi partì tutta questa escalation di guerra. Dopo i cortei contro Israele, innalzata la sicurezza nei ghetti di Roma e Venezia, la comunità ebraica siamo a un passo dalla caccia all'ebreo. La sinistra resta zitta. Vediamo Repubblica invece. Non parliamo della guerra, ma parliamo appunto del voto in Austria. L'Austria si tinge di nero, questo è il titolo di oggi. Risultato storico per l'estrema destra, FPO è il primo partito al 29%, flop del cancelliere Nehammer fermo al 26%. E poi Mattarella e Steinmeier a Marzabotto, mai più nazismi e fascismi. Quindi da un lato si ricordano gli eccidi, quello che è accaduto appunto durante il periodo del nazifascismo, dall'altro però questa ondata verso l'ultradestra continua ad allargarsi in tutta Europa. E poi andiamo a vedere sempre da Repubblica una notizia di cronaca. Parla l'ex fidanzato di Chiara. Chiara è la giovane mamma che ha ucciso i suoi bambini appena nati e che ha nascosto soprattutto le sue gravidanze. Chiara: con me era una maschera, vorrei chiamare i miei figli Domenico e
Angelo, il ragazzo, vuole riconoscere questi bambini che non ha mai conosciuto una ragazza perfetta, ha detto lui, mi ha riportato sulla strada giusta quando l'ho tradita, poi mi ha rovinato la vita, da allora non provo nulla, non mi fido più. Non avevamo rapporti protetti perché lei mi diceva che prendeva la pillola. Quando i carabinieri mi hanno chiamato ripetevo, ma è vero o è un film? In tanti si chiedono come questa ragazza appunto abbia potuto nascondere a tutti, compreso il fidanzato, 2 gravidanze, le abbia portate a termine, abbia partorito e abbia ucciso questi 2 bambini. Bene, ci siamo fermati qui con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Adesso diamo un'occhiata al tempo, poi parleremo del Salone dei Trasporti con un paio di ospiti che si terrà a Catania dal 4 al 6. Rimanete con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per l'avvio della nuova settimana, contesto di alta pressione sul nostro territorio, sole è protagonista e solo un po' di variabilità localmente all'estremo nord-ovest. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto, vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Buongiorno Sicilia, abbiamo 2 ospiti che con piacere accogliamo, Andrea Sparacino di Expo Mediterraneo e Giovanni Rinzivillo, segreteria organizzativa di MedMove. Ci parleranno del Salone dei Trasporti che si terrà a Catania dal 4 al 6 ottobre presso il Sicilia Fiera per MedMove, Salone dei Trasporti e della Logistica Mediterranea organizzato da Expo Mediterraneo. Di che si tratta? MedMove è il salone dei trasporti appunto della logistica che si svolgerà a Catania, organizzato da Expo Mediterraneo, che è l'ente in seno al sistema Confcommercio Catania che organizza fiere di settore da oltre 20 anni. È un evento molto importante che rappresenta appunto tutti gli operatori del settore del Sud Italia. Expo Mediterraneo appunto mette in condizione le aziende che partecipano ai nostri eventi di pianificare gli stand, gli spazi espositivi e cercare appunto di attrarre l'attenzione da parte appunto di tutti i visitatori del settore. Naturalmente vi occuperete di, diciamo così, di come i trasporti devono modernizzarsi e parlerete sicuramente di decarbonizzazione e di infrastrutture, anche perché non dimentichiamolo, insomma, vedremo come va, ma insomma dovrebbe arrivare il ponte sullo Stretto di Messina. Infatti. Si sta per riqualificare e modernizzare l'aeroporto di Catania, quindi il Sud, la Sicilia in particolare, stanno per affrontare uno sviluppo senza precedenti nei trasporti, ma naturalmente dovranno tenere conto di alcune, diciamo così, indicazioni che ormai sono di patrimonio comune. Ce le vuole ricordare? Sì, assolutamente sì. MedMove nasce come una piattaforma per un hub logistico del Mediterraneo. La Sicilia è da secoli una piattaforma al centro del Mediterraneo. Avremmo il piacere e l'onore di presentare durante il convegno di apertura sia il progetto di presentazione del ponte sullo Stretto di Messina e sia il
progetto del terminal, della ristrutturazione del terminal Morandi. Questi sono due... Questo è a Fontana Rossa. Sì, del terminal Morandi di Fontana Rossa, e questo sicuramente sarà per noi un motivo di vanto e di pregio, anche perché queste sono due strutture logistiche che chiaramente serviranno e faranno fare un balzo in avanti a quella che materialmente è la struttura logistica del nostro territorio. Non dimentichiamo anche le reti TEN-T che arriveranno con la Palermo-Helsinki, sostanzialmente, che ci darà maggiore risalto. E inoltre dobbiamo anche porre risalto al fatto che in questo momento in Sicilia abbiamo sia dei dati che ci confortano sotto l'aspetto occupazionale, con un aumento dell'occupazione, e quindi la logistica fa sicuramente la sua parte da leone, e anche delle misure come la decontribuzione per il Sud e la ZES, la zona economica speciale, che chiaramente ci dà la possibilità di poter creare investimenti, quindi di poter attrarre e di poter dare anche agli imprenditori degli strumenti che sono idonei per poter lavorare. La interrompo perché ha accennato a un tema estremamente importante che riguarda tutti noi. C'è un clima economico favorevole in questo momento nella Sicilia e nel Sud, ma in Sicilia soprattutto, vero? Sì, assolutamente sì. Soprattutto per appunto i cantieri che stanno aprendo, come appunto il ponte sullo Stretto di Messina, la riqualificazione dell'aeroporto. Ecco, questi sono dei cantieri fondamentali che vedono coinvolte tantissime aziende nel nostro territorio. E che porteranno aumento del PIL, occupazione. Esatto. Esatto, e quindi questo sarà appunto motivo di discussione al MedMove, soprattutto nei nostri convegni, dove si discuterà tantissimo di questi aspetti e si troveranno insieme delle soluzioni. Perfetto. Questo ricordo dal 4 al 6 ottobre a Sicilia Ferra. Adesso vorrei farvi vedere la pagina di un quotidiano di oggi, Repubblica, se la regia cortesemente lo manda in onda. Perché ci fa vedere, guardate lo schermo là, l'ultima fumata a carbone. Qui la nostra Stonehenge, come dire, cose antichissime, in Inghilterra finisce in nero, cioè chiude l'ultima centrale elettrica alimentata a carbone. E l'Inghilterra, sottolinea il quotidiano Repubblica, è il primo paese del G7 a rinunciare alle centrali energetiche a carbone. E quindi noi ce ne abbiamo ancora? Allora, sicuramente il tema non abbiamo saputo rispondere stamattina. Sicuramente il tema della decarbonizzazione sarà centrale all'interno del MedMove, e infatti abbiamo previsto dei panel strutturati apposta. Abbiamo il piacere e l'onore di avere degli espositori di primario di rilievo nazionale e internazionale, e quindi con loro sostanzialmente tratteremo proprio questi come materialmente i lubrificanti sostanzialmente giocano un ruolo necessario e fondamentale per l'economia del territorio, non solo, ma anche per l'alimentazione dei mezzi, che chiaramente non sono più dei mezzi che si alimentano col vecchio diesel, ma che hanno chiaramente delle tecnologie che gli consentono di poter emettere meno CO2 nell'ambiente. Esatto. Però se non sbaglio c'è in Europa una discussione molto viva su questa questione del sostenibile, perché una volta, fino a qualche tempo fa, si diceva l'elettrico è il nostro futuro, l'elettrico, anche se in Italia c'erano già certe resistenze. Ora si scopre che improvvisamente pure l'elettrico emette un sacco di CO2. In realtà molte aziende di autotrasporto si stanno direzionando verso l'HVO, che è un nuovo biocarburante sostanzialmente. E di che si tratta? È un biocarburante che è sostanzialmente molto simile al diesel, però che consente alle auto, ai mezzi di emanare meno CO2 nell'ambiente. HVO. Addirittura lo Stato italiano ha dato la possibilità di poter recuperare le accise, quindi ha sostanzialmente approvato e ha incentivato l'utilizzo di questo mezzo. Infatti tante flotte anche nel nostro territorio stanno optando per questa nuova modalità di mezzi, che sono alimentati con questo nuovo biocarburante, che chiaramente consente sia di avere ottime prestazioni e contestualmente di poter rispettare l'ambiente, con una batteria
abbattimento della CO2 considerevole. Beh, questo è molto molto importante, perché siamo proprio al confine delle discussioni, dei dibattiti e anche degli scontri politici che ci sono in Europa come un po' in tutti i paesi. Naturalmente voi avete detto, avete già accennato che il Salone dei Trasporti si pone l'obiettivo di intensificare, attrarre i flussi commerciali e logistici che provengono dal Nord Africa. Attraverso ovviamente... può capitare a tutti di tenere il telefono acceso, soprattutto in questo periodo che siamo nell'allestimento della fiera, quindi può capitare. Non c'è problema. Quindi ecco, questo è un tema che viene spesso tirato fuori, e concretamente abbiamo già qualche esempio, qualche idea di come questo possa avvenire? Assolutamente sì, attraverso diciamo, la partecipazione dei nostri espositori che già operano appunto nei mercati del Nord Africa, e noi sponsorizzando ovviamente i nostri eventi attraverso delle campagne DEM, newsletter, social media, ovviamente portiamo questo messaggio del MedMove in tutto il territorio nazionale ed internazionale, attraendo ovviamente l'attenzione da parte di tantissime aziende, tantissime realtà, come anche camere di commercio estere, che tra l'altro parteciperanno al nostro evento, al Salone dei Trasporti. E appunto io volevo concludere con questo, se voi siete d'accordo. Avrei dovuto chiederlo all'inizio, ma glielo chiedo alla fine, vabbè, succede. Chi sono i partecipanti del Salone dei Trasporti che si tiene a Catania dal 4 al 6 Allora, ottobre? sostanzialmente gli espositori sono tutti partner che forniscono i loro prodotti, beni e servizi principalmente alle aziende di autotrasporto e che lavorano nella logistica. Quindi all'interno abbiamo ricambisti, abbiamo aziende che vendono semirimorchi, abbiamo i concessionari dei mezzi pesanti, abbiamo il carburante, abbiamo delle società, delle compagnie petrolifere, case madri, abbiamo società che si occupano di intelligenza artificiale, software gestionali per aziende di autotrasporto e logistica, quindi per lo stoccaggio delle merci. Lì entra tantissimo l'intelligenza artificiale, per esempio, no? Tutte le novità che riguardano sostanzialmente il settore. L'intelligenza artificiale, ne parliamo sempre, ma in che senso c'entra? Allora, all'interno dei sistemi dei software gestionali, sostanzialmente l'intelligenza artificiale consente sia la pianificazione logistica dei trasporti, per cui pianifica? Sì, sostanzialmente dà una mano nel pianificare i trasporti, quindi la catena logistica la migliora, la semplifica, contestualmente anche all'interno dei software legati alla satellizzazione dei mezzi, quindi al tracciamento dei mezzi sul territorio. L'intelligenza artificiale riesce a dare alle aziende di autotrasporto e di logistica tutta una serie di dati che prima chiaramente non riusciva ad avere, in tempo reale, quindi consente all'azienda di poter prendere delle decisioni e di poter anche sostanzialmente variare anche il flusso delle merci a secondo della tipologia di informazione che questo riceve. Aziende italiane che operano anche, abbiamo detto, in Nord Africa e in altri paesi, ma ci saranno anche aziende internazionali, naturalmente? Assolutamente sì, non citiamo per una questione di opportunità, ma abbiamo diverse aziende, appunto come dicevo prima, case madri, agenzie per il lavoro diciamo fondamentali, molto strutturate a livello europeo. Parleremo dei temi legati all'occupazione, inviteremo le scuole soprattutto nella prima giornata del MedMove. Ci saranno gli studenti? Sì, dando anche la possibilità di poter aprire, ecco, quello che materialmente è la parte effettiva, e quindi focalizzare sostanzialmente gli studenti a quelle che possono essere le opportunità di lavoro all'interno del settore dei trasporti e della logistica, che è di fondamentale importanza e dove in questo momento abbiamo molta necessità, sia per quanto riguarda la carenza di autisti, quindi di soggetti che sostanzialmente portano i mezzi pesanti e anche i mezzi che sono destinati alla distribuzione dell'ultimo miglio, ma anche a quello che materialmente è la parte legata al customer care, al magazzino, alla logistica effettiva, dove anche lì abbiamo una ricerca da parte delle aziende di persone che sostanzialmente siano insomma, preparate per...
Bene, ringraziamo Andrea Sparazzino e Grazie Giovanni Grazie a Rinzivillo. voi, grazie. Vi ricordo che il Salone dei Trasporti e della Logistica, avete sentito, Mediterranea, si terrà a Catania dal 4 al 6 ottobre. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco parleremo di Meet-Off Catania Festival, uno dice che è, e parleremo qualcosa che ha a che fare con il mito, quindi dall'estremamente moderno torneremo alle antichità e sarà sicuramente un viaggio interessante. State con noi, buongiorno Sicilia. Abbiamo un altro ospite, Salvatore Guglielmino, conosciuto, attore, regista, siamo anche un po' amici, ci permettiamo di darci del tu, mi permetto di dargli del tu, ci presenta il Festival del Teatro Classico e del Mito, seconda edizione, lui è il direttore artistico, si chiama Meet-Off Catania Festival, che si svolgerà diciamo è in corso praticamente fino al 6 ottobre a Palazzo Platamone, al Palazzo della Cultura e al Castello Ursino. E lì chi ci sarà? Chi c'è? Allora, a dire il vero, i lavori sono aperti venerdì scorso, perché il festival è dal 27 al 6 di ottobre. Diciamo che quest'anno ha aperto nuovi orizzonti il festival, perché oltre agli spettacoli, alle messe in scena e i convegni, quest'anno abbiamo pensato di mettere su dei laboratori teatrali, dei workshop intensivi per professionisti e quindi diciamo sono 10 giorni di laboratori continui teatrali tenuti da Ennio Coltorti, che è un attore nazionale conosciutissimo, fra l'altro un grande doppiatore, che ha messo su un laboratorio sul mito. E fra l'altro, apro e chiudo una parentesi, quest'anno il Meet-Off è un Meet-Off che si muove, perché oltre a portare in scena, colloquiare nei convegni dei miti classici, abbiamo pensato al mito siciliano e quindi non potevamo che partire con Pirandello. Che bello! Infatti da quest'anno il Festival Meet-Off Teatro Classico, Festival del Teatro Classico e del Mito. Quindi il mito siciliano, quest'anno Pirandello, ed Ennio Coltorti ha messo anche, dopo un incontro romano, abbiamo pensato di mettere in scena un Pirandello segreto, che è la sua storia, la storia di Pirandello con Marta Abba, però vista e ieri sera ha debuttato al Palazzo Platamone e per poi girare tutta l'Italia, da un'idea che nasce da perché Meet-Off. si muove dunque, Perché come dicevi tu. Senti, ma ci sono altri nomi importanti, Marcello Cotugno? C'è Marcello Cotugno che dal 2 al 5 farà un workshop intensivo importante. Marcello Cotugno, che fra l'altro è un regista cinematografico, è un regista teatrale, l'ultimo lavoro che ha fatto di cui ha curato la regia è La Madre con Lunetta Savino. Con Lunetta Savino? Sì, esattamente, e lui starà qua 5 giorni con questo mito contemporaneo e poi metterà in scena gli allievi il 5 nella corte del Castello Ursino. Poi abbiamo realizzato un laboratorio che è finito ieri pomeriggio sul greco antico, curato dalla professoressa e insegnante universitaria Samantha Macchiarola. Samantha Macchiarola. E lì il greco antico dove? Immagino Edipo? No, lei ha trattato, diciamo, in qualche modo l'unione fra il greco antico e siciliano. Ho fatto fare un lavoro allucinante che probabilmente... Allucinante, con delle maschere, un lavoro allucinante, ma lo stesso Ennio Coltorti ha dato veramente tanto. E poi chiuderemo il festival il 6 di ottobre
a Palazzo Platamone con uno spettacolo in cui avrò il piacere di stare in scena con Stefano Masciarelli, che conosciamo tutti, il mio grande amico, e abbiamo messo in scena un ciclope, ovviamente lui è il ciclope, anche per il fisico, e l'Ulisse sarò io, ma fra l'altro poi venerdì sera, sabato sera abbiamo debuttato con un mio lavoro, l'Ulisse nell'Ade. Uno spettacolo che diciamo ha decine di repliche e i catanesi ci hanno chiesto di rifarlo perché abbiamo debuttato l'anno scorso nel festival dell'anno scorso al Castello Orsino e quest'anno l'abbiamo ripetuto con un flusso di pubblico notevole e la gente è tornata a rivederlo. Questa cosa mi ha... E il 4 debutterò con un nuovo, con l'Edipo, che è un nuovo mio lavoro, con il mio nuovo lavoro, l'Edipo, che probabilmente anche questo girerà l'Italia. Ma la domanda è ovvia, ma inevitabilmente continuiamo a ripeterci, forse veramente da millenni. Ci insegnano ancora i miti nella realtà quotidiana fatta di digitale, intelligenza artificiale, diciamo la cultura greca di 2000 anni fa ha influenzato la cultura occidentale e fra l'altro anche nei miei spettacoli, nei nostri spettacoli, la contemporaneità è proprio evidente perché l'uomo poi 2000-3000 anni, ma è sempre l'uomo, quello, sempre quello. L'animo, le emozioni, l'anima, la bellezza, la bruttezza, è lì, sempre lì. La guerra, le guerre, tutto quello lì. Fantastico, veramente. E il tuo Edipo che caratteristiche avrà? Ma il mio Edipo lo spoileriamo, dai, è un Edipo che il pubblico si ritroverà in scena, ma in chiave contemporanea, no? E quindi troverà quest'uomo che dirà: ma io sono stato un grande re e non mi conoscete. Ora magari si accorgerà il pubblico pian pianino che lui è cieco perché sta raccontando tutta la sua storia. È ostacolato dagli dèi, no? Lui parla di se stesso. Parla di se stesso e racconta tutta la sua storia, quindi il rapporto con Creonte, il rapporto con Tiresia, il rapporto con Giocasta, con la moglie, quindi fino a che poi alla fine il racconto come scopre che in realtà il miasma e la vera problematica di Tebe era lui, perché gli dèi, fin quando lui restava a Tebe, che in realtà aveva ucciso suo padre, ma lui non sapeva che era suo padre, abbiamo un po' tutta la storia fino a scoprire che poi è il fratello dei suoi figli. Ecco. Esatto, è il fratello, cioè una cosa terribile. Ma guarda, guidato dagli dèi che in qualche modo hanno creato tutto sto caos e io infatti finisco poi dicendo: ho dato sollievo agli dèi. Questo volevano e questo io ho fatto. Certo, perché hai realizzato la loro volontà. La loro volontà, che anche se contorta apparentemente, ma in realtà avevano disegnato un disegno, tutto. Esatto. Ma ci sono anche naturalmente strutture teatrali, ospiti di tutta Italia che partecipano. Sì, poi ospiti di tutta Italia, allievi. Ho visto il Teatro Off di Roma, ma non solo, no? Sì, Teatro Off, dove Coltorti ha messo su uno spettacolo meraviglioso, ma certo stiamo provando da Catania, ecco, a coinvolgere l'Italia e ci stiamo riuscendo. Che bello. Piano piano ci stiamo riuscendo. Bene, complimenti a Salvatore Guglielmino. Vi ricordo che è ancora in corso, è cominciato il 27, ma fino al 6 di ottobre tra le sale del Castello Orsino, del Palazzo Platamone e ancora del Palazzo della Cultura. Diciamo che il pubblico avrà la possibilità di seguire il programma, c'è la pagina, ormai andiamo sui social, ci muoviamo molto sui social, quindi è un mito che si muove sui social. È bellissimo. Un cortocircuito culturale. Quindi c'è la pagina Mito Off Teatro Classico, o se volete sulla mia pagina Salvatore Guglielmino Artista trovate come tutto. No? Quindi andate a digitare lì i miti adesso. I miti sui social. Sui social, fantastico. Bene, grazie davvero, complimenti per quello che stai facendo. Salvatore Guglielmino, adesso facciamo una breve pausa e poi ce ne andremo a Palermo, dove ci sarà il nostro Marco Gullà, per parlare di reddito alimentare. State con noi, buongiorno Sicilia.
Siamo a Palermo, buongiorno Sicilia, e con noi c'è il nostro Marco Gullà che a fianco, l'avrete già riconosciuta, Rosy Pennino, che è l'assessore alle attività sociali del comune di Palermo. Vogliamo parlare con loro di reddito alimentare, che è un progetto finanziato con risorse del PNRR, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Di che si tratta? Marco, a te la parola. Buongiorno Michele, buongiorno, infatti hai già presentato tu l'assessore Rosy Pennino. Intanto chiedo alla regia se è possibile aumentare il ritorno audio, sono appunto in compagnia dell'assessore che tanto sta facendo per la città di Palermo e per tutti quei nuclei familiari che in questo momento stanno affrontando un periodo di difficoltà, e per aiutarli, per sostenerli, come hai detto bene tu, c'è il reddito alimentare. La palla passa all'assessore che ci spiega di che si tratta. Buongiorno, sì, ai nastri di partenza la misura del reddito alimentare. Palermo è stata individuata come città riservataria da parte di una misura dello Stato. Il fatto di essere stati individuati non dava per scontato l'arrivo delle risorse, perché ci siamo dovuti presentare con un progetto che richiamasse proprio la misura dello Stato. Ci siamo presentati e siamo stati a questo punto scelti per l'invio di risorse pari a oltre 2 milioni di euro proprio legate a questa misura, una misura che chiaramente si rivolge ad un bisogno primario, che è quello del bisogno di beni di prima necessità, e per l'appunto il reddito alimentare non fa altro che mettere insieme l'amministrazione comunale, il terzo settore e le catene di distribuzione alimentari per creare e realizzare quell'azione di sostegno in un circuito virtuoso che vede inviare la persona per la presa in carico all'ente del terzo settore, e l'attività di distribuzione alimentare però avviene in maniera controllata, appoggiando su una piattaforma che ci consente di distribuire anche il fresco, perché ne consente stoccaggio e tracciabilità. Due importanti criticità vengono risolte con questa misura. Una è quella della possibilità di distribuire il fresco, perché spesso le azioni che riguardano il banco alimentare riguardano i prodotti a lunga conservazione. L'altra è quella di intervenire sullo spreco, che è un tema serissimo, specialmente quando si discute di bisogno primario come quello dei beni alimentari, e l'altra ancora un'azione di controllo, perché la distribuzione dei beni alimentari è una distribuzione certamente importante, ma è anche molto molto delicata. Ed è sicuramente uno spaccato importante per quanto riguarda Palermo, la Sicilia. Michele, tantissima gente in questo momento, tanti nuclei familiari in questo momento stanno davvero attraversando un periodo di notevole difficoltà. E allora l'assessorato, in questo caso l'assessore Pennino, tramite anche l'amministrazione comunale, ovviamente tramite anche questo reddito alimentare, dà un supporto comunque notevole, importante. Si parla ovviamente anche di beni di prima necessità che ovviamente possono sicuramente aiutare tanti nuclei familiari. Assolutamente, questa misura ci consente di istituzionalizzare una forma di aiuto, perché prima di questa misura le attività di risposta rispetto a questo bisogno in mano ai servizi sociali erano e sono legate al banco alimentare, alla distribuzione che avviene per il tramite delle associazioni, delle parrocchie, di tutto un circuito che certamente non ci vede intervenire direttamente. Invece questo ci consente di intervenire direttamente e soprattutto di avere anche una mappatura dei livelli di povertà, delle persone che si rivolgono e che hanno bisogno. E badate, non si tratta solo di persone che non hanno niente, spesso la misura alimentare va rivolta anche a quelle fasce medie che certamente non arrivano, pur con strumenti di sostegno economico, penso all'ADI o ad attività lavorative precarie, non arrivano a coprire questo bisogno primario ed elementare. Voglio intervenire un attimo su questo tema, Michele, se mi permetti, perché l'assessore ha aperto un capitolo decisamente significativo, importante. Lei ha parlato di fascia media che magari fino a qualche anno fa non aveva di questi problemi e che invece adesso, vuoi per l'inflazione, l'aumento dei prezzi, si è tra virgolette ritrovata in una strada decisamente poco lineare, nel senso che comunque, detta così, ovviamente in parole molto rustiche, stanno iniziando anche ad avere problemi economici anche coloro che prima, fino a qualche anno fa, 10 anni fa, non avevano assolutamente di questi problemi. Ma noi lavoriamo su due primari.
su due binari. Uno è quello certamente dell'emergenza, cioè della necessità di rispondere qui ed ora ad un bisogno di chi vive la condizione di povertà estrema o di marginalità. L'altro è quello della programmazione, cioè di intervenire con strumenti di sostegno su quei nuclei familiari o su quei cittadini che, pur non vivendo una condizione di povertà estrema, non riescono per esempio a sostenere l'affitto. E allora lì interveniamo con una misura che si chiama Agenzia Sociale per l'Inclusione e che interviene a sostenere, a sostegno di tutti quei nuclei familiari o di quelle persone o che si trovano in una condizione di sofferenza e maturano, come dire, quella attività che poi può portare allo sfratto. Certo. Quindi rischiano di perdere una delle prime condizioni che fa da confine tra la povertà estrema e diciamo la possibilità di invece continuare a mantenere un tenore di vita adeguato, che è quella dello sfratto. E quindi con Agenzia Sociale per l'Inclusione interveniamo con una misura di contribuzione diretta per 12 mesi o anche 24 su quei nuclei familiari che rischiano di perdere la casa o che non riescono a sostenere l'affitto pur avendo una condizione lavorativa che però non è bastevole per garantire. Interveniamo per l'affitto, ma interveniamo anche con il rimborso del pagamento delle utenze. La misura di Agenzia Sociale per l'Inclusione è una misura che ci ha insegnato, mappando gli utenti, che si rivolge non solo a coloro i quali vivono una condizione di marginalità, ma anche a coloro i quali non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Poi è chiaro che restituisco un dato che riguarda Palermo, che vede oltre 56.000 percettori di assegno di inclusione. Questo è un dato significativo perché è un dato che ci restituisce la fotografia di coloro i quali hanno diritto al sostegno di natura economica perché fragili, per tutte le motivazioni di fragilità che prevedono la possibilità di percepire l'ADI. Su questa misura però siamo intervenuti non solo con il patto di servizi previsto da chi percepisce l'ADI e quindi con i servizi educativi domiciliari, con quelli territoriali, con lo spazio 05, ma soprattutto stiamo dando veramente importanza alla misura del tirocinio inclusivo, perché il lavoro che dobbiamo fare è la fuoriuscita dalla condizione di povertà che si sganci da un sistema di assistenzialismo che poi rimane nel tempo senza poter cambiare la condizione. Il tirocinio inclusivo è rivolto sia ai percettori ADI, ma grazie ad una battaglia vinta proprio dal Comune di Palermo a livello nazionale è stato aperto anche a coloro i quali non sono percettori di ADI e non hanno un ISEE superiore a 9.363 euro. Il tirocinio inclusivo consente sì un'attività di formazione per poter realizzare politiche attive del lavoro, ma soprattutto la possibilità di ricevere 500 euro di compenso mensile. Ho già fatto le settimane scorse un comunicato in cui ho spiegato chi e dove occorre rivolgersi per avere e vedere attiva la misura del tirocinio inclusivo. Chi è percettore ADI deve rivolgersi alle circoscrizioni sociali di appartenenza e quindi ai servizi sociali di comunità della propria circoscrizione. Per chi non è percettore ADI e non supera l'ISEE che ho detto poc'anzi, può rivolgersi il martedì e il giovedì ad uno sportello che abbiamo proprio dedicato a Palazzo Barone e che riceve tutti coloro i quali in una condizione di fragilità possono attivare e vedere attiva la misura del tirocinio inclusivo. È un vulcano, Michele, come abbiamo appunto sentito l'assessore. Davvero, no, mi complimento perché trovo che sia un'iniziativa insomma, obiettivamente di grandissima importanza. Ricordo agli ascoltatori che stiamo parlando del reddito alimentare a Palermo con l'assessore Roti Pennino, che durerà ancora anche per l'anno prossimo, il 2025. Lei parlava di fondi, ma c'è anche una miniera veramente che ci fa vedere anche come delle volte noi viviamo in maniera non corretta, che riguarda il cibo in sé. Ci sono scorte alimentari non vendute, leggo, rimanenze di attività promozionali, alterazione dell'imballaggio, c'è un sacco di roba di cibo che non viene poi distribuita e che rischia di andare, come diceva lei stessa, sprecata, è vero? Assolutamente sì, infatti questa è una misura che interviene principalmente sull'attività di contrasto allo spreco, realizzando da questo spreco un circolo virtuoso che consente chiaramente di trasformare lo spreco in aiuto e sostegno.
Questo è importantissimo, perché davvero sarebbe folle in una situazione difficile per tante persone, come è stato detto, ma lasciar perdere scorte alimentari invendute, non somministrate, rimanenze, cibo che non è imballato bene però è sanissimo e di ottima qualità, e quindi davvero sostegno ai soggetti che sono in situazioni di povertà è di grande importanza. Marco, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, ci avviamo verso la conclusione del nostro collegamento. Sì, proprio per chiudere volevo anche chiedere all'assessore, io ovviamente anche grazie ad Antenna Sicilia ho la possibilità, ed Telecolor, ho la possibilità di girare molto la città per raccontare proprio i fatti che succedono nel nostro territorio, appunto per Antenna e per Telecolor, e ho notato. C'è una difficoltà in questo momento nella connessione, vediamo se lo riprendiamo. Sentite? Sì. Sì, eccoci qua. Dicevo appunto che qualcosa purtroppo è cambiato rispetto a qualche anno fa. Vedo sicuramente, percepisco una leggera soglia in aumento di povertà. È lo stesso pensiero mio, anche nutrito da lei? Cioè lei percepisce che comunque a Palermo, in Sicilia, è aumentata la soglia di povertà? Ma al di là di quello che state facendo, che è sicuramente lodevole come amministrazione. Ma guardi, più che aumentata in termini numerici, perché noi per esempio che insieme all'Istituto Nazionale di Previdenza ogni anno gestiamo la misura per quanto riguarda l'invio della carta dedicata a te, no? Un'altra misura di aiuto prevista dallo Stato, che però non gestiscono gli enti locali. L'anno scorso ne avevamo 22.000 di carte dedicate a te, e sono quelle per cui l'INPS dice questo numero di persone sono povere in questa città, e quest'anno ne abbiamo uguali, il numero non è cambiato, si è diversificata la tipologia di povertà. Come dicevo poc'anzi, mentre prima c'era l'attività che doveva intervenire sul povero poverissimo, e poi dall'altro lato un sistema che chiaramente collegato al mercato attivo del lavoro consentiva di vedere nuclei familiari su cui intervenivamo con misure di servizio, penso ai servizi educativi, oggi abbiamo un grigio che riguarda questa fascia media che chiaramente dobbiamo tenere attenzionata, perché non dobbiamo rischiare che finisca nella fascia di povertà estrema. Perfetto, assolutamente esaustiva. Direi che anche questa analisi che è stata fatta dall'assessore ci fa capire qual è la realtà. Io, anche se non vi vedo più, vi ringrazio. Ecco, grazie all'assessore Rosi Pennino, complimenti per quello che fate. Grazie Marco, naturalmente noi ci rivedremo presto al telegiornale. Quindi reddito alimentare grazie a voi. A Palermo. Buona giornata e buon lavoro. Adesso è il momento. Grazie Assessore. È il momento del nostro almanacco. State con noi, buongiorno Sicilia. Il 30 settembre si celebra la Giornata Mondiale della Traduzione, ricorrenza riconosciuta dalle Nazioni Unite per rendere omaggio al lavoro dei professionisti delle lingue e sottolineare l'importanza della traduzione letteraria come strumento di dialogo internazionale. Durante questo giorno si celebra San Girolamo, considerato il patrono dei traduttori, dunque la data scelta non è casuale. Nel corso degli anni la traduzione di opere italiane all'estero ha assunto sempre più importanza per diffondere la letteratura e la cultura italiana nel mondo. Polo Nord e Polo Sud terrestre sono davvero i poli dell'enorme calamita che è la Terra? Il ferro liquido presente nel nucleo della Terra genera un forte campo magnetico. Gli aghi delle bussole puntano verso il nord perché si allineano al campo magnetico terrestre. Tuttavia il campo magnetico terrestre varia nel tempo, quindi non solo non corrisponde con esattezza al polo nord geografico, ma troveremo perfino delle inversioni cicliche tra polo nord e polo sud, centinaia nel corso delle ere geologiche. I navigatori del passato infatti dovevano eseguire calcoli periodici per correggere questa differenza di posizione per arrivare a destinazione sani e salvi. E ora la parola a lui, Marco Amato, che guarda le stelle mentre sorseggia il suo caffè. Vediamo con quale tazzina oggi. Aspetta, la vedo un po' come... Ehi, è una roba così...
tutte strisce orizzontali, come mai? Beh, oggi è... Buongiorno Sicilia, buongiorno Michele. Buongiorno a te. Oggi è una giornata che ci fa entrare in delle vibes un po' diverse, un po' nuove. Un po' Mercurio cambia la condizione del cielo congiungendosi al Sole, Marte inaspettatamente dialoga con Saturno, Venere fa Venere. Insomma, è un'altra stagione, quindi mi piaceva un po' stravolgere lo style con delle vibes nuove. Ora capisco. Senti, ma è vero che adesso hai da fare delle osservazioni sugli ascolti dei programmi televisivi, non nostri per fortuna? Vai. Beh sì, perché anche quello, proprio Mercurio, che in questi nostri lavori di comunicazione è il pianeta fondamentale, gestisce proprio una novità, un po' una kermesse comunicativa, proprio perché settembre è un mese di rinizio e quindi ci sono tutta una serie di calcoli, valutazioni, paragoni, e quindi mi incuriosiva moltissimo vedere come Mercurio distribuisce bene lo zodiaco, le sue energie, e raccontarvelo. Ecco, dove voglio arrivare, insomma, vi narro infatti di Amadeus, ma passando per Di Martino Stefano, ma anche Fazio. Parliamo dell'effetto Fazio, che a livello comunicativo è molto interessante, ovvero Fazio, spostandosi dalle RAI alla 9, praticamente ha generato uno spostamento di share, di Auditel, non so se si dice ancora così, io sono un po' retro, mi piace il vintage, però l'ascolto appunto è assolutamente trasportato e comunque regge benissimo. Tu puoi dire come vuoi. Va bene, grazie, io del resto sono manieristico e barocco, va bene. Dunque, questo effetto non si è verificato nel caso di Amadeus, che a quanto pare, facendo un paragone, non è riuscito tecnicamente, si usa questo termine, a sfondare Martino con il suo programma. Bene, diamo una ragione zodiacale a questo. Mercurio è il pianeta dei Gemelli e della Vergine, ma è il dio della comunicazione. In questo momento Mercurio si congiunge al Sole in Bilancia. Amadeus è Vergine, Di Martino in Bilancia, quindi spero semplicemente di avervi fatto capire come i giochi planetari ricondizionano e ricombinano la ruota zodiacale favorendo un segno piuttosto che un altro. Per quanto stiamo parlando di professionisti assolutamente bravissimi ed eccellenti entrambi nei loro lavori, ma la comunicazione per adesso privilegia i segni d'aria, quindi i segni di terra aspetteranno un po' per avere i loro risultati, fermo restando che parliamo sempre di persone con un'altissima resa e qualità professionale, a cui faccio sempre i miei auguri. Allora, bene. Non è solo Mercurio che cambia nel cielo, i segni d'aria quindi diventano comunicativi, gli acqua sembrano assolutamente presi da Venere, dall'amore, da Marte e persino da Saturno. I dolcissimi segni d'acqua, pesci, cancro e scorpione, non tengono solamente al sentimento per adesso, ma anche alle certezze ragionate di un Saturno che vuole finalmente solidità nelle loro storie d'amore, ed è quello che auguriamo. Mentre invece i segni di fuoco hanno a che fare con questi effetti ballerini dei pianeti, in particolare Ariete ha Mercurio contro, quindi pazienza Ariete, recupera il Sagittario invece la capacità comunicativa. Leone invece si aspetta sempre molto di più, ma questa settimana c'è una novità importante nella comunicazione appunto. In amore invece i Terra si avvantaggiano sia Vergine che Capricorno di una Venere ritrovata, un po' meno il Toro che se la trova in opposizione e quindi deve aspettare un po' e non desiderare troppo come al solito. E detto questo, tra i giochi dei pianeti vi auguro uno splendido inizio settimana, buona giornata e buongiorno Sicilia. Grazie a te, buongiorno Sicilia, è il momento di ridare la linea a Emanuela Corsi per ancora una notizia, immagino. Una notizia che farà piacere al grande pubblico, perché oggi il Corriere della Sera ha pubblicato questa foto dove si rivede finalmente Pippo Baudo. Oh, che bello! Pippo Baudo, che è lontano dalle scene purtroppo da tanto tempo, è in questa foto purtroppo è in carrozzina, però lui ha partecipato alla festa per il compleanno
anno di Pingitore, ecco, il party per i 90 anni di Pingitore. Valeria Marini dice è sempre lui, la foto è diventata virale, qualche acciacco, ma il sorriso è quello di sempre, di Pippo Baudo. Davvero quindi bellissimo. un abbraccio a Pippo da parte nostra. Ah, certo, ciao Pippo, bellissimo rivederci. Allora, voglio ricordarvi che il 30 settembre come oggi, però nel 1950, nasce a Roma un certo Renato Fiacchini. Sapete chi è? È Renato Zero. Sì, perché lui ha raccontato che questo pseudonimo di chiamarsi Zero gli è venuto in mente perché gli dicevano ai primi tempi in cui si esibiva, sei uno zero, e si sbagliavano. E lui, che ha avuto un grande senso dell'umorismo, ha detto sono uno zero, vi faccio vedere io. E si è chiamato Renato Zero e ha avuto un enorme successo, meritatissimo. E quindi con Mi Vendo di Renato Zero vi salutiamo e diamo appuntamento al telegiornale alle 13:30.